TG Plus News di Venezia, buonasera. Veritas ha acquisito da Eni un oleodotto di 68 km, realizzato alla fine degli anni 60 ma mai utilizzato per il trasporto di idrocarburi, che collega Porto Marghera a Porto Gruaro. Grazie a questa operazione i comuni di Venezia e di tutto il litorale veneziano vedranno maggiormente garantito il rifornimento d'acqua potabile, permettendo inoltre la connessione con le società Livenza Tagliamento Acque e Piave Servizi che gestiscono l'acquedotto in alcuni di quei comuni. Un'importante operazione di riconversione industriale, dice il presidente di Veritas Marco Bordignon, che ci consente di avviare un'opera strategica per la sicurezza idrica del litorale veneziano e dell'intero territorio metropolitano nel quale operiamo. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato l'accettazione di una donazione rappresentata da una collezione di 77 opere grafiche e pittoriche del Novecento italiano, oltre a 15 opere di arredamento. Si tratta della collezione Enrico del Fabbro che i donanti vogliono destinare all'arricchimento delle collezioni d'arte dell'amministrazione comunale. La Fondazione Musei Civici di Venezia, che acquisirà in comodato d'uso la donazione, l'ha stimata nel suo complesso in oltre 2 milioni di euro. Le opere che ne fanno parte della collezione sono di Giorgio De Chirico, Giorgio Morandi, Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Carlo Carrà, Cagnaccio di San Pietro, Anton Zoran Music, Gino Severini, Mario Siron, Ardengo Soffici e altri autori. Un muro che si abbatte, una porta che si apre. L'Hortus Redemptoris della Chiesa del Redentore per la prima volta fa entrare i veneziani e il pubblico. Diventa un altro giardino della laguna da visitare e da ammirare che si estende per circa 1 ettaro dalla Giudecca sino alla laguna. A un anno dall'inizio del suo restauro, questa mattina la presentazione dell'Hortus alla stampa, domani pomeriggio la grande apertura al pubblico. Il giardino della Chiesa del Redentore sarà aperto al pubblico il giovedì, venerdì e sabato in orario che seguirà le stagioni, dal 31 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 dalle ore 10 alle ore 16:30. Per informazioni potete consultare il sito, il cui indirizzo vedete in sovraimpressione. La 38esima Wizz Air Venice Marathon è entrata finalmente nel vivo questa mattina, con l'apertura dell'Expo Sport Venice Marathon Village e con la tappa mestrina dell'Ali Family Run. La mattina è iniziata alle ore 10, con la gara riservata a studenti e famiglie che ha visto scatenarsi sui viali verdi del Parco San Giuliano una folla scatenata di oltre 2500 studenti. Terminate le premiazioni della Ali Family Run, è stata la volta dell'inaugurazione ufficiale del 33esimo Expo Sport Venice Marathon Village, quest'anno ancora di più vetrina espositiva internazionale e polo culturale, con oltre 100 espositori tra aziende e charities. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.